vau infumar aquel bornó amb el cuclet. Quand trapo el fil, la d'abella, au pou que hace el fioc. Donc, c'est bon pour remplir l'estomac de mel et sorpresa ça parti. Prendi una misetta qui. L'ha dato cambiare perché avevano importato abello d'America, d'Espagna, d'Italia e a cosa fa un mescladís, capello con metis, porque además la raza local, la raza del país. L'abello negro s'appellava autoscola, ne existe praticamente partout. E encara aquí avevano d'abello che sono femmina negro. Altres coses no sí, paio. He passat de 10, 20 anys, 30 anys al Nurri. Mi direi che al Nurri perché avevano pas de tout la même raza d'abella. E lo malvero è che io pas de mel in Nauri. E dentro quel bugnò io presque pas de mel. E se le Nurri sta de Nurri perché passeria per l'idea. Voilà. Alors, quand arrivi de Bordeaux, amène l'auto, la pausi sur quel carretto e come raccolti tutto il tempo a me de fum, ma mi si parla dei prodotti chimici che appello, fatti per camé de fum. Voilà. Donc, amène l'auto, la pausi sulla auto, e ventili. Aquel vou passar entre mí e los cadres, e vou elevar il fum. Perché quando in fumi mi dico che fumi troppo e che doni de gusto al mel. Insomma, mi dico tu mel, senti il fum. E come mi agrada pas troppo. E cercare oblidar de cercar una solució per evacuar aquell fum. Donc, avec aquell ventilateur, aquell air monta tota la piló e vau partint el pes al costat. Dins aquell pes cal treballar tot sol amb menys de 55% d'humiditat e a 25 degrees de temperatura per avere tot un parell, per avere un mel che prende per l'umidità. Il mel prende l'umidità enormemente d'igroscopica, dico. Quando ho passato 3 o 4 giorni a se ventilare, in quel momento fai dell'estrazione del mel. E voilà. Ve lo faccio vedere così dico per i culi. Voilà. Quando leva anche l'abitato gusto, perché se la dai sì, l'estrazione mi tirerò per il mel. Allora anche lo perculo con la filo. Tutto un parello, vedete una partita tampata e una partita diversa. Ahí passava un momento aquí, mi accomodato e porto a pino. Un cop che è levato qua, lo vuoi mettere dell'estrazione.
Allora, va a mirare la manivela, automaticamente che il mel va sul T e può essere forzato contro la corrente. Un cop che hai finito di tirare un mel, caldo tu metti qui con adesso perché prendi un pot e lo passi ici. Lo passi lentamente, perché se c'è qualche impurità, è pas d'impurità, di trozzi di siro, un de pollen, tutto è da restare per il filtro. E après d'aquí lo deixar una setmana per près. Che sia encara qualche brindiglio di siro, tutto qua, ma torna a montare in surface. E che metterai un pot di una setmana, tutta quella siro sarà in nau, e quando arriva tutto a fare al fondo, al darriere pot, aquel pot lo metterai de costat, lo metterai bello come è. Voilà, per avere il mel lo più pulito possibile. Voilà bella raccolta.